Siamo nella sala della circoscrizione del comune di Udine, a Cusignacco, in via Veneto, e nella sala circoscrizionale siamo insieme a Tiziano Bravi, che è l'artista che espone questi quadri. Questa mostra è raccolta dal club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia, e questi sono i quadri di Tiziano Bravi, dei quadri che rappresentano un mondo prevalentemente, pensate un po' al titolo di questa mostra, L'uomo con cappello, che presentano un mondo prevalentemente di persone, di figure, di uomini e anche di donne che hanno il cappello, come questa opera inquadrata in questo momento in cui l'artista rappresenta il cappello come quasi fosse il simbolo, il segno distintivo, ma anche una maschera pirandelliana dell'io che si nasconde di fronte alla vita e si nasconde con questo cappello. Questo quadro è espressione del mondo che Tiziano Bravi vuole raccontare, il mondo delle persone, il mondo in cui ci sono questi uomini con il cappello che raccontano se stessi, pur essendo degli uomini muti. Sono uomini che non parlano, sono donne che non parlano, ma che ugualmente raccontano qualcosa di sé, della loro vita, della loro esistenza. Questa figura femminile è raccoglie le gambe attorno alle braccia e guarda in modo spaesato la vita, come se si volesse raccontare qualcosa dell'esistenza che è inenarrabile, che è irraccontabile, che non è immediatamente visibile, oppure che è mascherata, perché queste figure in un certo senso hanno veramente la maschera pirandelliana. Guardiamo queste 4 figure, per esempio, sono 4 uomini con cappello, e se noi guardiamo nei loro occhi scopriamo il senso dell'indeterminatezza, del vuoto interiore, e se noi guardiamo le loro vesti scopriamo qualche cosa di indefinito. Il loro cappello è l'unica distinzione che può offrirceli come personaggi, come figure. Tiziano Bravi è molto interessato a raccogliere una pittura espressionista di carattere novecentista, diciamo così, perché il Novecento è il suo mondo, il mondo attraverso il quale lui ha conosciuto la storia dell'arte. È un conoscitore della storia dell'arte, è un raccoglitore anche della storia dell'arte. La sua casa studio è una casa carica di opere d'arte del Novecento, soprattutto friulano, e continuiamo a guardare queste opere che sono qui in mostra nella sala circoscrizionale, ripeto, del comune di Udine, nel territorio di Cusignacco. Siamo dunque in via Veneto e siamo nel centro abitato di Cusignacco, dove la circoscrizione ospita questa mostra nella sua sala appunto dedita alle mostre, che è anche la sala dei circoli culturali, tra i quali il club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia, che ospita questa rassegna, che ospita una rassegna al mese, ecco, per dire, questo è il lavoro di ricerca del club Cortonesi, che vuole raccogliere un artista ogni mese. E Tiziano Bravi è l'artista di questa circostanza, di questo momento. Ecco, Presidente, dunque io chiedo perché queste mostre sempre qui nel territorio di Cusignacco, ma le presentazioni di libri, le mostre anche riferito a quella dei Cortonesi che si è svolta proprio nel Salone del Popolo del Comune di Udine, perché questa attività così intensa del club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia? Ma perché? Perché noi siamo partiti un paio di anni fa in sordina, perché ovviamente questo era, però il nostro progetto era di fare degli scambi culturali tra la Toscana e il Friuli Venezia Giulia. In particolare devo dire Cortona, che è la mia città d'origine, una delle perle della Toscana, città etrusca, e Udine in particolare. Poi in generale si può spaziare da Trieste, Gorizia, Pordenone, visto che l'associazione abbraccia queste 4 province. Ecco. Per Tiziano Bravi c'è già un invito per Cortona?
Sicuramente sì, perché dobbiamo scegliere una decina di pittori. Abbiamo fatto una mostra qui a Udine, a Palazzo d'Aronco, di 9 artisti cortonesi, la quale è riuscita molto ma molto bene, apprezzata dal pubblico. È stata una notevole affluenza del pubblico e questo mi fa molto piacere. Visitiamo insieme anche la mostra di Tiziano Bravi e guardiamo anche questa figura femminile. Questo pittore non lo conoscevo, dire con franchezza non lo conoscevo, però questa mattina, allestendo la mostra io assieme all'artista, mi sono reso conto che è un pittore, diciamo un pittore che è all'inizio della sua carriera, da quello che ho capito, ecco, però un pittore che ha un'espressione di pittura, di arte, proprio che ce l'ha dentro, ecco, si vede, perché da questi cappelli, da queste immagini di donne che non sono molto perfette, però nello stesso tempo ti danno l'idea di una pittura giovane, una pittura fresca, una pittura, diciamo, surrealista, forse, non so se sto sbagliando la terminologia. Sì, del resto ognuno vede in questi quadri ciò che vuole. Io volevo sottolineare anche questo quadro in cui c'è proprio un abbraccio tra due figure femminili. L'abbraccio è il motivo dell'amore, il motivo dell'affetto, molto spesso viene ripreso da Tiziano Bravi perché vuole entrare dentro questi animi che sono così piuttosto solitari, che sono emarginati qualche volta dalla società, e allora per vincere l'emarginazione, ecco, l'abbraccio, la vitalità dell'amore, l'affetto, l'incontro sostanzialmente. E abbiamo con noi anche l'artista Tiziano Bravi, il quale ci spiega direttamente con la sua voce, con la sua espressione, per quale motivo questi uomini con cappello, queste donne e questi motivi di solitudine e di malinconia che emergono in una sua pittura che è stata definita espressionista. Certo, c'è tanto colore, emozione e niente, il cappello distingue l'uomo dalla sua eleganza, dal gentiluomo, no? Insomma, è tutto qua. Questa mostra sarà visibile per tutto il mese di febbraio. Ed ecco, abbiamo parlato di Tiziano Bravi e adesso io vorrei parlare di un'altra mostra che dura ancora qualche giorno ed è a Palazzo Veneziano di Malborghetto, una mostra di Giovanni Toniatti Giacometti e insieme a lui Marino Salvador. Giovanni Toniatti Giacometti è un autore che, come si può vedere, si distingue per questi paesaggi innevati. Cortina d'Ampezzo, Montelussari sono il suo mondo, ma naturalmente in questa mostra porta anche delle immagini di fiori, di natura fresca e profumata. Insieme a lui Giovanni Toniatti Giacometti, insieme a lui c'è anche un altro artista che si chiama Marino Salvador. Abbiamo già parlato nell'ambito delle trasmissioni di Udinese TV. Marino Salvador si presenta con questa configurazione di segni, con queste geometrie improvvise, questi lanci cromatici, Colors si intitola infatti la sua produzione recente. Marino Salvador che potrà essere visto anche a Porta Cividale, a Palmanova nei prossimi giorni.